Oggi 22 settembre, equinozio d'autunno. Il termine deriva dal latino equinoxium, cioè notte uguale. Significa che le ore di luce e le ore di buio hanno la stessa durata approssimativamente in tutte le parti del mondo. Ma perché si genera questo fenomeno? Questo fenomeno si genera perché il Sole, in questo particolare periodo dell'anno, è perpendicolare all'equatore terrestre e diffonde pertanto la sua luce in tutta la superficie terrestre in egual misura. Autunno però, o meglio l'equinozio d'autunno, è anche un periodo di trasformazione, è un periodo di ringraziamento per i doni e per i frutti che la natura ci ha regalato durante l'estate e che ci porta a transitare verso una nuova stagione. Infatti è un momento di ringraziamento, in particolare in questo periodo. Infatti numerose sono le feste di ringraziamento e di propiziazione agricola per il raccolto ricevuto. Infatti anche i Romani organizzavano una serie di feste dedicate alla dea Cerere, che era appunto la dea dei raccolti. E sempre nel mondo dell'arte, a rappresentare i doni ricevuti, a rappresentare l'abbondanza, c'è la cornucopia, definita anche il corno dell'abbondanza. E voi conoscevate tutte queste particolarità legate all'equinozio d'autunno?